perché se no non hai una cittadinanza garantita. E badate che la questione ha queste caratteristiche, e in questo contesto noi siamo di fronte a un attacco al diritto alla contrattazione collettiva che non ha precedenti, perché la contrattazione collettiva è innanzitutto un diritto delle lavoratrici e dei lavoratori che per esercitarlo devono avere la possibilità di coalizzarsi, di poter eleggere i propri delegati e di poter contrattare, arrivando se necessario anche a scioperare su tutte le condizioni di lavoro. Quello che è avvenuto in Fiat, e anche qui trovo che a volte c'è una sottovalutazione, perché se uno legge quel testo lì, so che è una fatica, ma a volte è utile leggere i testi, è difficile dire che se uno è delegato alla Fiat oggi con quel testo lì può fare il delegato. Non a caso i delegati alla Fiat li stanno facendo i capi reparto. Non a caso la Fiat si è inventato il sindacato dei capi e dei quadri. E in queste elezioni che hanno fatto in questi giorni, perché non dircelo? Perché non dirci la verità? Elezioni finte, a cui la FIOM non ha potuto partecipare. La FIOM ha raccolto i voti dei lavoratori stando in portineria e nonostante ciò ha avuto molto più voti di altre situazioni, quindi con il fatto che ci sono lavoratori anche nostri iscritti, non nostri iscritti, che ci dicono di rimanere, ma nonostante questo non solo hai avuto anche lì un fenomeno di calo della partecipazione al voto, no? C'è stato anche questo fenomeno di schede bianche nulle che misurano più del 30%, ma sei di fronte a un altro dato. Dati forniti dal FISMIC, quindi non dalla FIOM, indicano che adesso i due sindacati che hanno più voti, che se si mettono assieme sono il sindacato primo dentro la Fiat, sono il FISMIC e il sindacato quadri e impiegati inventato dalla Fiat nel momento della sede. E cioè, se il modello diventa un modello aziendale e corporativo, è evidente che i sindacati avranno questa prospettiva. E ve la racconto perché le elezioni in quel periodo lì, a parte che lo scrutinio dei voti non era pubblico, era segreto, dove la FIOM ha chiesto di andare allo scrutinio, gli è stato detto non puoi entrare, quindi non si è potuto vedere. Ma al di là di questo, tu sei di fronte al fatto concreto che in quel sistema lì sono i capi che davano i cambi, che invitavano ad andare a votare, e non hai diritto ad alcuna possibilità di contrattare un bel niente. Perché se in un accordo c'è scritto che non ci sono più i confronti tra i delegati e l'impresa, ci sono delle commissioni fatte da delegati di impresa, però nelle commissioni si decide all'unanimità e se non c'è unanimità decide l'azienda, è scritto così. No, non sto scherzando, è scritto così, funziona così, al punto che perché hanno limitato quando diciamo il diritto di sciopero? Perché c'è scritto che se tu fai delle azioni che mettono in discussione l'applicabilità di quell'accordo, le 120 ore di straordinario, il superamento della pausa, il fatto che io ti comando nella mezz'ora di mensa, il fatto che io ti comando nel giorno di riposo, se tu dovessi dire no, non ci sto perché puoi fare altre cose, proclama uno sciopero, i delegati che l'hanno proclamato, dei sindacati che hanno firmato naturalmente, sono sanzionabili e anche i lavoratori sono sanzionabili perché stanno impedendo l'applicazione, fino ad arrivare anche al possibile licenziamento, perché come è noto il contratto, e quello l'ha mantenuto anche loro, dice che dopo 3 provvedimenti puoi essere anche licenziato, non dice così? E allora mi chiedo, se uno è dentro a quello schema lì, che contrattazione fa? Che ruolo svolge? Fa il guardiano dei lavoratori rispetto alle imprese. E perché gli sta molto sulle palle, scusatemi la parola sgradevole, di perdere delle cause? Perché se viene fuori, come sta venendo fuori, o come comunque è un problema aperto, che il diritto di avere dei delegati o di eleggere dei delegati deve essere un diritto garantito alle lavoratrici e ai lavoratori, che sono loro che si devono scegliere il sindacato, fate i conti. È come se io ho diritto a essere in fabbrica, ho i diritti sindacali dello statuto, ma non ho i vincoli della Fiat perché non ho firmato quell'accordo. Per cui potrebbe anche capitare, come è successo in questi giorni ad esempio alla Sevel, che i nostri proclamano sciopero sulle linee